Raffaele Padrone, che è il vice segretario nazionale dell'UGL Sicurezza Polizia, perché anche oggi siete stati impegnati, no? Ma Sì. cosa sta accadendo? Sta accadendo che, primo, la società è cambiata, direttore. Anni fa, parlo una decina di anni fa, si poteva anche lasciare le porte di casa aperte, no? Tra virgolette. Oggi la società è cambiata, ma è società cambiata, non è che il Pordenonese è cambiato. Oggi il Pordenone sono 4-5 Pordenone, il resto è una città che è investita da stranieri, con un'altra mentalità, con un altro modo di guadagnarsi i soldi, che vedono una via più facile, soprattutto perché sanno, capiscono, leggono, sentono che in Italia manca la certezza della pena. Quindi oggi un reato come la violazione di domicilio, si parlava l'altra volta, ci siamo lasciati, è depenalizzato. Quindi io entro in casa, arriva la polizia, se abbiamo la fortuna di avere una pattuglia ancora che gira per la città di Pordenone. Ma se arriva la pattuglia e ci trova dentro, che ci fanno? Niente. Addirittura non ci possono dare neanche una sberla, no? Perché se no andiamo in galera e quindi questo non vuol dire mancanza di... di fronte a queste cose lei ha visto anche la scorsa settimana operazione con malavitosi di grosso calibro arrestati mentre stavano tentando una rapina, armati, rischiando la propria vita perché con pistole cariche, con pistole colpo in canna, e sono stati rilasciati una settimana dopo. Mesi di intercettazioni, costi, perché un'intercettazione costa tantissimo, e alla fine questo è quello che ci rimane. Allora, io oggi sono sceso con i colleghi veramente in piazza, ma non manifestando. Sono salito su una macchina con loro, erano anni che non lo facevano, sono entrato con loro e mi sono reso conto delle grosse difficoltà che hanno questi ragazzi, che continuano a oltre 40 anni, 45, 50 anni a fare una turnazione in quinta, H24, togliendo alle loro famiglie il tempo, facendo le notti dietro a questi disgraziati, e poi questo è il risultato. Quindi io credo, non è questione di avere la polizia alle mani legate, no? C'era un famoso film, ma il problema è che oggi la giustizia non è dalla nostra parte sicuramente, questa è, la magistratura non è dalla nostra parte. È un aumento di 6 euro, no? Forse arriviamo a 7, con delle... forse ma non arriviamo è una a 7. battuta la mia, no? No. E questi sono quello che ci ha prospettato il governo, adesso 7 vediamo. euro? Sì, sono 7 euro. Al mese? Sì, al mese. Una badante penso che ne prenda di più all'ora, no? Ecco. Questa è la situazione dell'emergenza in Italia. Poi arrivano i profughi, prima sentivo parlare di profughi. Vi rendete conto che fino a quando arrivavano dal mare, per noi era quasi meglio, sa perché? Perché dopo alcune lotte, allora avevamo i centri, diciamo, di soccorso ospedaliero sul posto, quindi venivano controllati, gli veniva fatto un primo screening sanitario, oggi arrivano e quindi quando arrivavano in zona più o meno sapevamo, oggi arrivano da via terra, arrivano chissà da dove, arrivano all'ufficio, perché qualche organizzazione gli dice dovete andare lì a fare i certificati per rimanere in Italia, dovete fare lì il permesso di soggiorno, arrivano, poi magari dopo 2 giorni te lo trovi all'ospedale ricoverato per malaria e 3 minuti dopo, prima aveva parlato con un collega. Questa è Raffaele Padrone è la realtà. Vice segretario nazionale della sicurezza UGL Polizia, grazie. Allora,